Eccomi qua in questa nuova avventura, però questa volta non sono da solo, infatti qua con me ho la mia special guest. Va, due teppista. Però questo video sarà quanto particolare, perché di fatti abbiamo scelto di fare una cosa diversa, un po' fuori dagli schemi. Glielo spieghi lei. Oggi abbiamo deciso di portarvi in quel che sarà non solo un semplice viaggio in moto, ma un viaggio in moto tra due veneti. Vi porteremo alla scoperta del dialetto veneto, perché parleremo solo esclusivamente in dialetto veneto. E sì, purtroppo dovremo bippare quello che ci sarà da bippare, perché in Veneto è così. Se passa pochi chilometri esatta che mo perdersi. Sta strada qua non la conosco mia e la principale è quella di là. Noi altri ovviamente siamo dei disperati mentecatti e cos'è che andiamo a fare? Lo dica lei. Non so, ad essere imbriaco. Adesso siamo in discesa e se devo fare da navigatore alla dotte pista là dentro. Quindi scominciamo. Curva a destra 90 gradi, dicesi curva 2. Tornante a destra strettino. Senti e tornante a sinistra. No, è una curva a 90 a sinistra. Adesso rettilineetto. E sblocchiamo i cavalli. Bene. Si è messo vino addosso, pareva un giaguaro. Guarda qua cosa dice il navigatore, guarda quanti tornanti che abbiamo da fare. Se tutti i tornantelli così stretti, uno attacca anche l'altro. E ammireremo la bestemmia della dotte pista. Uno attacca l'altro. Sti tornanti qua tecnicamente sarebbe da fare in salita. Da? Vabbè, dai, andiamo sempre più a aumentarti, zio can. Un altro motociclista, guarda. Ale. E ora che starà sulle baie motarde, va, fa. Tu sì, assieme in modalità ecologica, guarda qua cosa siamo di fare. Noi altri guardiamo il pianeta, non siamo mica quella gente che va a inquinare, sporca e spacca fuori tutto. Ma guarda, soprattutto è là. Sto video. Le nostre discese. Guarda. Il motore. Comunque siamo di un arso, non so, vuoi anche il conta mestieri lì, il conta passi, come stiamo io? No, l'unica moto elettrica che posso guidare è questa moto. Quella lì, è giusto. Ma. Cioè pensati quanti chilometri siamo di risparmiare. Quanto che aveva questa massa Bacca Baldracca, che lì è un secciaro, ma col buso sotto? Sì. Uè. Oh Caio! Stai là porco sì! Basta, perso dotte pista. Va che nebbiare ti si truffare da Rio! No, ma sul serio? Cioè, te che hai fatto un nebbione? Va che roba, zio can. Per respirare aria pulita lì in contrade lì e dopo te inquini qua in centro. Assomigliati dovetto. Desà, è appena di io. Tenta che cava sulla moto.
Ma a quanto pare no. Doppia pista arriva, eccome! Guardala, guardala! Guardala che roba! Degassano non mi picco a nebbiara da Drio. Senti qua da Drio che profumo! Senti! De due tempel. Beh, ciao, come ti chiami? Pane e vino. Giacomina la metto pecorina. Beh dai, qua se meglio, almeno sto curva qua. Dopo riscomissi è brutto, però ma cosa bello. Tenta sta a sinistra una cianta e tasi un po'. Beh, ma tenta, diciamo la verità, dovevo andare su verso Arsiero. Dopo stamattina te che hai visto brillanti idee di guardare il meteo, se non te lo guardavi era meglio. Dio sagale il navigatore. Mi fa andare su per tornare sulla stessa strada. Beh, tenta, va torto in culo, va. Esci dalla navigazione e mi arrangio medio. A destra, ma dov'è chi parcheggia qua? Ma ok. A posto, va benissimo. Ah porca chiusa la strada. Ma vaffanculo, ho fatto tutto per cassa. Ecco perché mi faceva girare. Qua a destra, forza Dio. Attento che chi sei che devi guadagno? Se fai da fin qua, dire torna a casa. Attento sto qua. Ma se puoi andare in giù, sì? Spero di sì. Beh, attento. Mi va così stesso. Ah, allora anche contigo in Siminio lì. Beh, ma non si può guidare neanche se tu hai a bicicletta. Modalità? Ecologica. Tecnologia! Attento che mi tocca per fiortare il moto. Guarda, diventa anche una naked. Beh, sta avventura qua come ancora fare, non so, 50 km. Ma proprio senza senso logico, con nulla cosmico, il vuoto totale. E il funzia. Ma che te ho raggiunto. Eccomi, andiamo! Sì, vedo che ormai te vieni in culo tutto avanti, sarà balta a moto, spacchiamo tutto. Sta tuono qua, fulmini, tuoni, tempeste. Saghetto! Sodrio meditare per non bastemare. Tutto qua. Per avermi portato in un posto di merda. Ti ricordi il ristorante? Ti ricordi il ristorante? Buono, ora. Wow! Così, parliamo se chiaro. Sto giro in moto se sta strade chiuse. Navigatore che non farsi benedire. La doppia pista che neanche l'accelera. Cioè, un flop totale se sta. Sky butta via. Ma per fortuna uscirà il secondo episodio dove lì facciamo un giro una scianta meglio. Quindi è momento buono di iscriverti al canale se ancora non te l'hai fatto, attivare la campanellina così quando uscirà il secondo episodio non te lo perdi mia. Te l'ho godito. Poi ti fa quello che te vuoi. L'iscrizione è gratuita, nessuno ti domanda un centesimo. Se te lo fai, te mi dai una grossa mano. Ragazzi, vi saluto, se finì il video e ci vediamo nel prossimo episodio.
Ciao a tutti. Socco pa. Desà. Sì, non neanche metà giro forse. Ma che un quarto più o meno. Sono stanca, sono vecchia. Pare un pinguino. Urta.